Innanzitutto grazie per l'invito e grazie soprattutto per questa presentazione che dà l'immagine di una realtà viva, vitale, in espansione e quindi io sono abituato purtroppo al Ministero a ricevere situazioni che funzionano al contrario, cioè gente che se ne va o che vuole mollare o che ha mollato e che crea situazioni e tavoli di crisi. Qui siamo in presenza di un investimento deciso nel passato che finalmente è arrivato a coronamento, mi sembra di capire, si vede anche plasticamente arrivando qui il tipo di tensione verso il futuro e soprattutto ascoltare come ci siano tanti progetti e tanta volontà di continuare a svilupparsi e che richiede, tra virgolette, la complicità delle istituzioni. Sembra che la volontà ci sia anche la disponibilità a investire, c'è ovviamente la necessità di fare sistema, cosa che non è semplicissima, questo è il tema, cioè le istituzioni locali con il governo nazionale e con a questo punto molto spesso anche le istituzioni europee. Il tentativo che stiamo facendo, come potete capire, a livello generale, cioè di semplificare, oltre a mettere a disposizione tante risorse, però queste risorse, queste norme di tipo generale poi devono essere declinate nei progetti particolari. Faccio riferimento all'ultima questione delle funivie, no? Già questa mattina ne ho parlato con i lavoratori interessati. A me sembra che quello lì sia esattamente un impegno perfettamente coerente con quella che è la visione strategica della trasformazione ambientale, cioè evitare di utilizzare i mezzi pesanti che passano alla città, una cosa ecologicamente compatibile che si connega con questo tipo di... esattamente quello è un progetto in qualche modo da secondare, da aiutare. Poi, pronti in partenza via, c'è il tema della gara europea, dopo una frana, un'alluvione, non dico che c'è da sorridere, però evidentemente manca il fluidificante di tutte queste belle cose che andiamo dicendo sempre, di cui ci riempiamo la bocca, ovviamente in televisione, sui giornali, e da un po' di tempo c'è questo tipo di retorica. Quindi io penso che rispetto allo sforzo che noi stiamo facendo anche come governo, dobbiamo trovare come, facendo calare questo sforzo dall'altro, ci si incroci con le richieste, le possibilità, le opportunità che vengono dal basso. Ecco, ci vogliono, non so come dire, dei manager che riescono a eliminare gli sfridi, a eliminare quelli che sono gli inghippi che non permettono di mettere a terra questo tipo di potenzialità, perché guardate che questo è il tema. Il tema è adesso come tradurre quei 160, 200 miliardi con le norme che abbiamo fatto, come metterle a terra. Ci sono un sacco di problemi di tipo operativo in alcuni settori, tipo quello delle costruzioni, secondo me mancheranno addirittura non soltanto le materie prime come adesso, mancheranno pure i lavoratori paradossalmente perché non c'è un'offerta nazionale e via dicendo, ma progetto per progetto qualcuno che si metta lì, una specie di project manager, e veda come eliminare i punti in qualche modo che impediscono l'esatta implementazione di queste situazioni. Io penso che poi ci sono anche tante altre situazioni, ho visto le infrastrutture, ho visto la via che è pendente per il casello, cioè sono tante situazioni. Posso garantire che c'è una volontà politica forte, ma una difficoltà oggettiva sotto il profilo burocratico.